Prendiamo la pioggia oggi. C'è nessuno? Buongiorno. Scusi, qui si mangia? Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo nello Zoldano, in località Levare. Ecco, qui c'è una bellissima tabella. Levare è qui, questa località, che si trova lungo la strada che da Dont di Zoldo porta al passo Duran. Da qui saliremo lungo una strada che non è sempre aperta al traffico, a Casera della Grava. E poi da qui, sempre su strada questa volta militare, saliremo allo Spitz de Zuel, detto anche Spitz dell'Agnellezza. La strada che porta alla Casera della Grava è in parte asfaltata e in parte sterrata. Volendo si può arrivare in auto, ma non è sempre aperta al traffico. Infatti, per esempio, qui la strada non è più asfaltata. Ci vuole circa un'ora di cammino come da cartello. 400 metri di dislivello. Molto comodi. Ecco i gigli arancioni. Un orbettino. Sì, incontro l'avvicinato con un orbettino. Vedo che stai già grondando di sudore. Fa un caldo, c'è un'afa tremenda. Un'affa più caldo. Pur non essendoci il sole. Sì. Qui è molto semplice, però si sale. E ti racchia un po', no? Si racchia un po'. Cosa dici? 85% di umidità? Forse che di più. C'è un caldo affosissimo. La tua coppa. Sì, va bene, non occorre che inquadri la mia coppa. Ancora le tracce di baia. Cancelletto elettrico? Spero di no. Questa è plastica. Però l'elettrificazione c'è. Che bel pino, cresciuto su un tronco, rosa canina in fiore. Un altro albarello che cresce su un tronco. Dovrebbe essere Verbasco. Ecco, è finito, almeno per il momento, il tratto asfaltato. Qui c'è il sentiero che sbuca. Che facciamo adesso? Allora. No. No? Il sentiero che sbuca qui proviene da dove siamo partiti questa mattina. Ma è un sentiero non proprio ben curato e soprattutto è poco battuto. Infatti qui dietro di me c'è il cartello che indica Casera della Grava solo 20 minuti ormai. Giù di qua si va a fare i percorsi della Moiazza, per esempio. Allora, questi sono i contrafforti della Moiazza. Purtroppo oggi ci sono molte nuvole e non si vede in cima. Bella comunque. Ah, bellissimo. E questo cos'è? Un giglio o l'aquilegia? No, questo è un giglio. Da che cosa si capisce? Dai pistilli. I pistilli che vengono fuori? Sì, questa è una varietà di giglio, non so quale, ma questo sì è un giglio. Ciao!
Eccoci arrivati a Malgagrava. La studieremo meglio al nostro ritorno dopo la salita allo Spitze-Zell. In questa tabella alle mie spalle è raccontata un po' tutta la storia di come si è svolta la battaglia durante la prima guerra mondiale qui sullo Spitze-Zell, perché adesso noi prenderemo proprio la vecchia strada militare per arrivare in cima. Ecco, qui comincia la seconda parte del nostro itinerario di oggi, numero 584, Spitze-Zell Ognellessa, 1 ora e 20. Secondo te prendiamo la pioggia oggi? C'è un'orietta da pioggia qua. Uh-huh. Ci siamo mossi presto questa mattina nella speranza di battere il temporale, vediamo se ci riusciamo. Sì, è già rannuvolato tutto. Abbastanza, sì. Vediamo. Un altro orbettino. Vai? Vai? È un larice o un cirmolo? Elettrico? Questo sì. Ah, c'è la maniglia. Prego. Grazie. E richiudiamo. Mamma mia, sei fradicio di sudore. Affa. Questo è silene, credo. Dove? Ci sono dei cartelli. Vediamo, penso sia dritto. Sì, Spitze-Zell. E questa è un'altra tabella, molto simile a quella che c'è giù a Malgagrava, che racconta come hanno scavato queste strade durante la prima guerra mondiale. A mano così. Praticamente sì, è da quello che rimane quello che stiamo facendo noi adesso. Anche le donne. Eccoci qua in vista della cima, che è proprio qua sopra. Qui la strada militare finisce, inizia il sentiero, un ultimo tratto molto breve che ci porterà allo Spitze-Zell. Gli ultimi metri sono terribili. Gli ultimi metri sono i più ripidi. Eccoci qua. Mamma mia. Eccoci qua. Guarda qua, che meraviglia. Purtroppo il panorama è rovinato oggi, però si capisce che è un posto fantastico qui. Oh, che cos'è questo liquido? Non è vino. Non è vino. È succo di mirtilli rossi. E questo cos'è? Quello che si vede a metà sarebbe il pelmo. Si vede solo la parte sinistra che è il pelmetto. È un peccato perché di solito da qui la vista è meravigliosa. Purtroppo oggi è molto nuvoloso.
Bene, arrivati in vetta, piccolo riposo, e adesso si torna indietro dalla stessa parte. Passiamo per la malga della Grava e vediamo se ci danno da mangiare. Il meteo qui non promette niente di buono. Si sta chiudendo, sembrava che migliorasse, invece speriamo che non cominci a piovere prima che arriviamo alla malga. Grazie. Ecco, siamo tornati alla malga. Naturalmente chi volesse accorciare il giro a piedi può venire fino a qua in auto e fare a piedi soltanto l'ultimo pezzo, salita e discesa allo Spitzezuel. E poi vediamo se qua ci danno da mangiare. Vediamo. Speriamo. Vediamo. Se no abbiamo solo noci. Ah, bene. Andiamo, sì. va. Dai. Ti piace stare vicino alla macchina? E a questi piace il trattore. C'è nessuno? Buongiorno. Scusi, qui si mangia? Molti piani. Ciao. Buongiorno. Ci piace proprio la macchina, Allora sembra che non ci sia nessuno. Cosa facciamo? Ma dentro non c'è nessuno, abbiamo chiesto, abbiamo urlato, nessuno ha risposto. Sembra che dobbiamo tornare a casa senza aver mangiato. Ok, va bene. Pazienza. E quindi non ci resta che tornare indietro e sperare di trovare da mangiare da qualche parte. Elaboreremo un piano B. Comunque sia, è stata una bellissima passeggiata e se non fosse per il dislivello e la lunghezza sarebbe praticamente da considerarsi turistico. Bene, dallo Spitzezuel è tutto, grazie e alla prossima! San Sebastiano adesso senza, Sì. quasi senza nuvole. Praticamente senza nuvole, la giornata è migliorata invece che peggiorata. Eccolo qua il piano B, gastronomia, salsicce, patate, pomodoro, cetriolo e birra.